C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati nuovamente al Museo della Civiltà Contadina di Mairano. Eccoci qui per un nuovo appuntamento con il nostro C'entro anch'io, c'era una volta. Tutto bene Federica, a posto? Sì, grazie. Bene, a posto anche voi, grazie per essere così numerosi, ci seguite con tanto affetto, ci fa molto piacere. Allora, è una cosa semplicissima quella che vi andiamo a presentare oggi, sono le pirle. Perché mi guardi così? Perché siete un pirlo anche te, quindi... Però questa è più di una, sono le trottole, Fede, eccole qui. Certo! Le trottoline che si usavano una volta, ma ancora oggi, insomma, sì. Funzionano, ai bambini piacciono ancora, anche agli adulti, c'è chi le colleziona di diverse dimensioni, di colori. Tu le collezioni? No, però qualcuna a casa con la bambina l'abbiamo. Tu ci giocavi, ci giochi? Il mio bambino è un po' grande, però... potresti avere. Va bene, quindi è una forma di cono rovesciato e si fa girare su se stesso vorticosamente con vari sistemi. I più audaci, più abili, che facevano, Federica? Ah, erano bravissimi, Devono essere esperti però. Molto esperti, che era di far girare la trottola e quando girava con un bastoncino gli legavano una cordicella e i ghiradettini la sempre allegra. Sempre che la girava. Sì! Frustino, ma insomma, devi essere esperto però, livelli estremi, livelli da podio. Sì. Va bene, allora le pirle, ovvero le trottole, e ora eccola là, e adesso andiamo a vedere un po' in centro a Brescia le interrogazioni. Via 10 giornate in compagnia di Alessandro, di piacere nostro, e di Giulia, vero? Che è la creatura. La prima creatura, esatto. È brava Giulia, è bravo papà Giulia. Sì. Sì, altrimenti non ti compra il gelato, Va bene, allora Alessandro, tu insomma sei abbastanza, sei in quell'età giusta, diciamola così, per la quale potresti in qualche modo intuire di cosa si tratta questo. Sai, sono arnesi che venivano utilizzati in campagna un po' di annetti fa. Beh, sì. Ma non so, magari qualcuno... È un segaccio? Sì. È un segaccio da rami? Sì, lo vedi che insomma questo è una sega a mano, un gattuccio. E secondo te si dirà Leserta o Gnarili? Qual è il nome corretto dei due? Leserta, secondo me. Leserta, sì, perché richiama probabilmente un po' la forma della lucertola, vedi, allungato, affusolato con questi denti. Gnarili invece è un ragazzino giovane, giovincello. Gnarili tasette, sei tu Alessandro. Sì, ma una volta, qualche anno fa magari. Tu l'hai mai visto utilizzato magari tu stesso? Forse mio nonno in montagna ce l'aveva una cosa, questi attrezzi, c'era il famoso podette, però c'era anche questo per tagliare i rami. Tutte le varianti. Grande, bravo Alessandro, congratulazioni a papà. Gelato assicurato. Alla prossima, grazie. Ciao. Grazie mille a voi. Che capita Alessandro e la Giulia? Papà e figlia, bravi. Molto! La Leserta, va bene. E qui invece abbiamo un altro giochino. Stiamo dedicando queste puntate un po' ai giochi di una volta. Questo è il tutolo, cioè questo è il tutolo, lo vedete? Questa è una palettina di legno che veniva costruita, intagliata, certo. costruita artigianalmente, magari non dai bambini, ma dai genitori, dai nonni. E questo è il volano, il tutolo. Cioè, come è fatto? Vedi, si prende un pezzettino di pannocchia senza... certo, senza il grano. Si rincorreva una gallina o un pollastrino che si strappava 3 pene che si infilavano nel tutolo e si costruiva questo volano artigianale. Con la palettina si segava. Vi ricordate? Proviamo? Dai, via. Facciamolo volare un pochetto. Anche un po' più in alto. Ecco. E questo era il volano artigianale tutolo. Dai, facciamolo volare ancora un pochetto. Dai, via. Vai, vediamo un po'. Più alto. Hai visto? Va bene, dai, e sul volano tutolo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao, grazie, sta buona. C'entro anch'io.